Abbiamo iniziato a fare i biscotti per Halloween, intanto per far fronte ad una richiesta sicuramente della clientela che in questi ultimi anni si è fatta avanti, e poi perché la festa di Halloween, in questo caso la festa dei morti, che comunque da noi è molto sentita, ci si ritrova in famiglia, di solito si va in cimitero, si sta insieme. Magari si ricordano anche le persone che non ci sono più, e in questo caso i bambini hanno la possibilità di rendere meno pesante questa festa anche approcciandosi anche loro a casa a far biscotti, e noi ci siamo messi alla prova e ci diverte anche trovare delle forme e qualche cosa di simpatico per questo tipo di festa, questa festa. Ognuno può fare la ricetta che preferisce. Farina, burro, uova e lo zucchero. Poi si impasta, per cui poi si tira, si aspetta un po', bisogna metterla un po' in frigo, si aspetta, poi si stampano e alla fine, quando sono cotti, dopo 10 minuti, si cucinano in un forno ventilato, in 10 minuti di cottura sono cotti, e poi viene sciolta la cioccolata e poi si comincia la decorazione. Di solito li prendono i genitori o i nonni, tante volte sono i nonni perché vedono che loro sono felici. I bambini li guardano, poi vedono se possono comprarli, però normalmente sono proprio i nonni, gli zii, le persone che vogliono fare un presente a questi bambini, ecco.